Io ho tolto la rabbia, tutti quello che ho pensato che perché dovevo fare, perché voglio anche lui libera, resta in pace dove adesso lui perdono lui perché come dice che ha perdonato, anche lui voglio perdonare, così almeno che c'è un po' di tranquillità. Jocelyn Raposon, la sorella di Teresa e la zia di Christian, trova nella fede e nelle parole del parroco di Refrontolo, che la sta aiutando in questo momento così difficile, la forza di perdonare il cognato Sisto De Martin per quello che ha fatto. A 3 giorni dalla scoperta della mattanza, questa donna filippina, così dignitosa e composta nell'immenso dolore, fa sì che nel suo cuore, già colmo di dispiacere, non trovi spazio il rancore per quell'uomo che in un colpo solo le ha portato via sorella e nipote. In balia di una furia omicida e suicida forse premeditata, di certo inarrestabile, ma a questo la famiglia di Teresa risponde con la riconciliazione. Nonostante tutto quello che è successo, infatti, Sisto De Martin, la moglie Teresa Raposon ed il figlio Christian, annuncia Jocelyn negli studi di X News, saranno sepolti insieme. Abbiamo deciso che dobbiamo solo mettere là a Refrontolo. Quindi viene messa a Refrontolo sua sorella? Tutti e tre. Tutti e tre a Refrontolo? Tutti e tre a Refrontolo. In una tomba? In una tomba, perché non voglio che uno e l'altra è separata, perché lui ha fatto quella là, voglio essere loro, forse lui vuole essere insieme, allora faccio tutto insieme. Riposeranno dunque tutti e tre nella stessa tomba, ma non si sa ancora quando. Per sabato infatti è attesa l'autopsia sui cadaveri, dalla quale i carabinieri che conducono le indagini sperano di estrapolare altri elementi utili alla ricostruzione esatta di quanto è successo. Quel che è certo è che Sisto litigava con la moglie, non approvava la volontà del figlio di non proseguire l'attività paterna nell'adorato vigneto. In una personalità già di per sé schiva, taciturna, le probabili micce che hanno innescato l'esplosione di violenza inaudita, una violenza sulla quale ora la sorella di Teresa ha voluto porre l'ultimo, definitivo sigillo di pace.